Per qualche tempo la sua foto in uno striscione era stata appesa su uno dei balconi del municipio di San Stino di Livenza. Sotto l'immagine la scritta "Liberatelo". Ora quell'appello sembra essere stato spezzato dall'agghiacciante comunicato di queste ore. Il gruppo estremista islamico Ansaru annuncia che i 7 lavoratori stranieri rapiti il mese scorso in Nigeria sono stati uccisi. Tra questi 69enne ingegnere originario di San Stino, Silvano Trevisan. I terroristi di Ansaru hanno spiegato di averli ammazzati perché le forze di Nigeria e Regno Unito avrebbero ucciso dei musulmani nel tentativo di liberare gli ostaggi. L'annuncio terribile rimbalzato nei media locali non avrebbe ancora una conferma ufficiale. Il portavoce dell'esercito nigeriano, il colonnello Mohammed Yerima, ha detto infatti di non avere informazioni su nessuna operazione militare del genere. Tuttavia, qualche giorno fa, fonti dei servizi segreti italiani sul posto avevano riferito che le forze nigeriane stavano facendo il possibile per arrivare alla liberazione di Trevisan e degli altri ostaggi. Dalla Farnesina intanto fanno sapere che ci sono verifiche in corso con l'unità di crisi, le autorità locali e tutte le istituzioni coinvolte. Non voglio crederci, commenta scosso il sindaco di San Stino di Livenza Luigino Moro. Spero che non sia vero e che la notizia non sia confermata. I 7 lavoratori, oltre a Trevisan, alcuni libanesi, britannici, greci e filippini, tutti dipendenti della impresa di costruzioni Setraco, erano stati rapiti da un gruppo di uomini armati nel nord della Nigeria. Un sequestro messo in atto, secondo i terroristi, a causa delle violazioni e atrocità perpetrate contro la religione di Allah dai paesi europei in molte nazioni. Silvano Trevisan aveva lasciato San Stino di Livenza a 11 anni per stabilirsi in Lombardia, poi in Piemonte, prima di girare il mondo con il suo lavoro da progettista. I suoi familiari sparsi in tutto il nord Italia restano con il telefono in mano, in attesa di notizie, così come il sindaco di San Stino di Livenza, con la speranza che l'annuncio non trovi conferma.